È finalmente arrivata l'estate e quindi finalmente possiamo dedicarci ad un passatempo, insomma, particolarmente comune durante i periodi di ferie, ed è quello della lettura. Io infatti voglio riprendere, così come la scorsa estate, con questo appuntamento periodico dedicato alle letture. Pensate che in questo periodo un conoscente mi ha regalato dei volumi, mi ha regalato dei vecchi libri e quindi io, scorrendo, insomma, aprendo questo scatolone, diciamo, di libri che ci sono stati regalati, ho ripescato questo volume, La traccia, di Patricia Cornwell. Allora, questo mi riporta sempre alla mia infanzia e alla mia passione per il genere letterario dei gialli. Adesso sappiamo, ci sono fatti di cronaca che vengono rianalizzati, ci sono serie televisive infinite su diversi canali legati al settore del true crime, che diciamo è il nipote del genere letterario della giallistica. Da sempre, ripeto, io per la mia età mi sono appassionata a questo settore seguendo appunto gli scritti di questa autrice, di Patricia Cornwell, che è nata a Miami nel 1956. Lei, figlia di un avvocato e di una impiegata, ha delle vicissitudini familiari abbastanza particolari. Il padre abbandona la famiglia, va a vivere con la sua amante e la figura Patricia Cornwell viene con i suoi figli affidata alle cure amorevoli dei vicini, addirittura di 2 missionari che sono tornati dall'Africa, in quanto la mamma dopo l'abbandono del marito cade in una fase depressiva e viene ricoverata in un istituto che cura i disturbi mentali. Patricia Cornwell, quindi giovanissima, si sposa, però arriva alla laurea, infatti si laurea in letteratura inglese e segue, sposatasi con Charles Cornwell, segue il marito, va a vivere in Virginia e da lì inizia a lavorare come redattore tecnico all'interno di un istituto che si occupava di medicina legale, ed è proprio in questo ambito che nasce la sua passione per la medicina legale. Prende ispirazione dal capo dell'istituto di medicina legale, che era appunto una donna, da cui nasce la figura di Kay Scarpetta, che è una anatomopatologa creata dalla penna di Patricia Cornwell. Kay Scarpetta infatti analizza i suoi casi ed è sempre molto attenta alle vicissitudini familiari, perché negli scritti appunto l'autrice va un po' a ripercorrere quella che è stata la sua vita, fatta di abbandoni, fatta di istituti all'interno del quale anche lei è stata ricoverata. Infatti la figura di Kay Scarpetta non si limita ad analizzare, diciamo, la parte giallistica, cioè la parte dedicata alle situazioni oggettive che si creano magari a seguito di un delitto, a seguito di un omicidio, ma entra più nel merito delle situazioni personali, ripercorrendo un po' e ritrovando quindi pertanto una parte della vita personale dell'autrice stessa. Infatti Patricia Cornwell si appassionava di archeologia, in quanto pensava che in fondo la figura dell'archeologo aveva delle affinità con il medico legale. L'archeologo analizza i resti per fare analizzare lo studio di una civiltà passata. Il medico legale analizza i resti di una persona che non è più in vita per ricreare situazioni che hanno avuto magari degli effetti tragici. Questa è la passione per i gialli che ho sempre curato e che quindi mi porta a consigliarvi questo libro, La traccia, di Patricia Cornwell. E voi? Siete anche voi appassionati di gialli?